Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi ci dedichiamo alle conserve. La conserva di oggi è fantasia di melenzane sott'olio con olive e pomodorini secchi. Oggi facciamo delle melanzane sott'olio con pomodorini e olive. Già avete sentito la variante sulla solita melanzana. Io già ho preparato le melanzane, queste erano crude, 1 chilo. Poi vi farò vedere come si fanno, insomma facciamo tutto. Vi dico solo che io non le metto sotto sale, le faccio direttamente, mi sono sempre venute buonissime perché io le faccio in stagione. L'amaro, passando nell'aceto e nel sale, va via comunque se ci fosse. Quindi vi farò vedere il procedimento, molto più semplice, molto più veloce. Abbiamo 1 chilo di melanzane, aceto di vino bianco, acqua, origano, un aglio che io ho fatto seccare una mezz'oretta nel forno, se no possiamo prendere l'aglio granulare secco o in polvere, peperoncino anche questo secco, poi abbiamo una decina di pomodorini secchi e una decina di olive bianche in salamoia, sale che useremo chiaramente per le nostre melanzane e olio extravergine di oliva. Ho messo nella mia pentola i 2 bicchieri di aceto e 3 dita di acqua, diciamo un metà bicchiere scarso di acqua. Adesso ci mettiamo il sale o fino doppio va bene lo stesso, non ha importanza. E portiamo a bollore, mettiamo sopra un coperchio per evitare che il nostro aceto evapori subito. Mentre il nostro aceto con l'acqua e il sale va a ebollizione, io incomincio a pulire le mie melanzane. Queste bucce io non le butto perché dopo faremo un'altra cosa, quindi sbucciamo le nostre melanzane. Devono essere delle melanzane belle, corpose, non troppo semose. Non vi preoccupate di metterle sotto sale, io non lo faccio sinceramente perché si ammollano. Molti lo fanno, io l'ho sempre fatte così e sono sempre state buonissime. Quindi diciamo che si potrebbe correre il rischio se la melanzana insomma fosse fuori stagione, ma siamo ancora in stagione. Allora, adesso vedete io l'ho tagliata in 2, controllo se ci sono semi e me le faccio in questo modo a striscioline. Controllate sempre se ci sono semi li levate. Io le faccio un po' alla volta, nel senso le cuocio un po' alla volta, come le taglio, anche perché si anneriscono subito, io le faccio. L'aceto incomincia a bollire, allora io adesso ho già preparato, vedete, diciamo scolapasta e metterò le nostre melanzane una volta che le abbiamo cotte. Allora, bolle, ce le buttiamo. Prendiamo la schiumarola, appiattiamole e adesso ecco che cominciano a bollire. Adesso le facciamo stare un altro proprio minuto, ma che dico minuto, mezzo minuto e le leviamo. Ecco qui, adesso le leviamo e le mettiamo nel nostro con la pasta. E così ce le facciamo tutte. Se sono melanzane piccole ve ne fate 2 insieme e poi subito le mettete a cuocere. Adesso io levo tutte le melanzane e abbasso al minimo il mio aceto e copro. Se si dovesse consumare molto non fate altro che aggiungere un altro po' di aceto e in proporzione, voi vedete, se mettete 2 cucchiai di aceto mettete mezzo cucchiaio d'acqua
Una volta che le nostre melanzane sono tutte cotte, le abbiamo messe nel nostro colapasta, io metto un coperchietto a misura e sopra un peso e le faccio stare così per 4-5 ore. Poi dopo le dovremmo mettere in un panno belle larghe ad asciugare per altre 5-6 ore. Sono passate 4-5 ore, ho messo le mie melanzane su carta da cucina, questa è una bella carta da cucina, bella doppia, quindi mantiene, diciamo, l'umidità e non si rompe. Altrimenti uno straccetto, un canovaccio da cucina non lavato con detersivo, solo lavato in acqua e sale, sterilizzato sul fuoco in acqua bollente con il sale, appunto, lo fate bollire un po' e poi lo stendete e lo usate solo per fare queste cose. Adesso le lasciamo così per altre 4-5 ore. Io le copro anche, ecco qui, e ci vediamo fra 4-5 ore. Sterilizziamo come al solito il nostro barattolo con acqua fredda, un bel pugno di sale e facciamo portare a bollore, dal bollore un 20 minuti, 20-25 minuti. E poi lo mettiamo a raffreddare capovolto. Per quanto riguarda i pomodorini e le olive facciamo lo stesso procedimento. Facciamo prima le olive, ho messo una tazzina di aceto e mezza di acqua, ci mettiamo le nostre olive, ce le giriamo un poco e facciamo stare giusto quando ritorna il bollore. Io questo lo faccio un po' per levare la salamoia, un po' anche per renderle più resistenti poi nell'olio, potrebbero andare un po' verso la muffa, quindi ci conviene comunque fare questo passaggio veloce. C'è chi non lo fa, ma io lo faccio, anche perché non so il grado di salamoia, non so la conservazione. Questa cosa è importante, ma è importante soprattutto che le olive siano belle dure, callose, se no si ammollano. Stanno ritornando a bollore e adesso le leviamo. Adesso le scoliamo e ci mettiamo i pomodorini. I pomodorini è buona norma, io li divido in due per esempio, è buona norma che insomma si facciano in questo modo, perché si leva il sale, perché questi sono, lo sapete, no? Messi al sole o nel forno, insomma adesso le mettono anche nel forno con il sale per farli seccare. E allora è buona norma che noi li facciamo leggermente andare. Adesso li facciamo stare fino al ritorno del bollore e poi li leviamo. Stanno ritornando a bollore, adesso li leviamo e li mettiamo a scolare. Anche questi dovranno essere asciugati molto bene, non li possiamo mettere bagnati perché chiaramente caccerebbero muffe eccetera. Allora io, per sveltire la cosa, li asciugo e li metto nel forno, così si asciugano bene e non mi creano problemi. Ho messo le olive in 2 fogli di carta da cucina, adesso le avvolgo, le metto qui e le faccio raffreddare così, in modo che l'acqua in eccesso vada via. Ho messo anche i pomodorini sulla carta da cucina, adesso li copro e li faccio asciugare un po' e poi farò il mio passaggio nel forno. Ho sterilizzato il mio barattolo, l'ho messo a capovolto e adesso mettiamo i nostri pomodorini nel forno. Io, vedete, li ho allargati in modo che nelle pliche, perché quelli sono un poco, diciamo, rattrappiti, quindi si chiudono, li ho allargati, adesso li mettiamo in forno. Ora che abbiamo tutto pronto, tutto a portata di mano, incominciamo a fare le nostre melanzane. Io ho anche asciugato il nostro barattolo, anche se vedrete che è quasi asciutto. Allora, incominciamo a mettere un po' d'olio, mani ben pulite, e le nostre melanzane. Poi mettiamo 2 olive, i nostri pomodorini che abbiamo seccato, ce ne mettiamo 3,
mettiamo peperoncino, anche questo ricordate secco, e il nostro aglio che io anche ho fatto seccare un po' in forno, ci mettete quello già secco che va benissimo. Ora altro olio e continuiamo così praticamente fino a quando non le abbiamo fatte tutte. Io ho terminato di riempire, vedete, ho lasciato diciamo fino a quasi al collo del nostro barattolo le melanzane e poi ho coperto di olio. Adesso lasciamo aperti per un'ora, un'ora e mezza, in modo che vediamo se gli spazi che ci sono intorno alle nostre melanzane, olive e pomodorini prendono insomma l'olio. Sbattiamolo leggermente in modo che leviamo un poco di vuoto che c'è dentro e poggiamo solo così il coperchio, poi dopo tappiamo e le nostre melanzane sono pronte. Si potrebbe, per eccesso di sicurezza, metterle nell'acqua con un panno intorno e farle portare a bollore e farle cuocere diciamo per non molto, 10 minuti, non di più, se no si ammollano. È un eccesso, lo possiamo fare tranquillamente se vogliamo essere sicuri insomma che non si sviluppino muffe, botulino eccetera. Il mio misto fantasia di melanzane è pronto, ho aggiunto un altro poco d'olio e ho chiuso ermeticamente. Lo conservo al buio in un luogo fresco. Diciamo che può stare 5-6 mesi, una volta aperto in frigorifero. Adesso lo etichetto e lo conservo. Ecco le mie melanzane pronte per essere conservate. Buone conserve a tutti!